È stato un anno ancora incerto, non facile, è stato un anno in cui l'economia è ancora in una situazione un po' complicata, in cui l'industria è ancora in sofferenza. Abbiamo visto molte crisi aziendali, molte difficoltà, però è un anno in cui abbiamo visto anche l'inversione di tendenza, quindi il calo della produzione industriale che durava ormai da gennaio 2023 verso metà di quest'anno si è interrotto, quindi con il terzo trimestre del 2025 abbiamo visto il primo incremento della produzione industriale sul periodo precedente, quindi questo è un segno sicuramente positivo. Un segnale debole ma positivo, un cambio di tendenza che fa ben sperare i piccoli e medi imprenditori di Confapi. Il 2025 ha visto ancora incertezza con venti di guerra che soffiano sempre più forti. Tra i problemi che le aziende riscontrano sicuramente quello del credito. C'è un tema di cultura finanziaria in azienda che deve crescere, che noi stiamo contribuendo, diamo una mano ai nostri associati a crescere in questo senso. C'è un tema di difficoltà economica per cui è un po' più difficile l'accesso al credito quando l'azienda è in sofferenza. Ci sono le banche che hanno una serie di vincoli a livello anche europeo molto importanti, molto pesanti e c'è un'incertezza anche degli operatori economici, delle imprese che nei momenti di difficoltà magari sospendono gli investimenti o rallentano o li fanno con più indecisione e quindi la rallenta anche la domanda al credito, quindi sono più fattori che concorrono a questo fenomeno che dura ormai dal 2011. Aziende che però faticano a chiedere denaro alle banche. Però spesso e volentieri non so, proponiamo anche dei plafond interessanti in determinati ambiti e magari non vengono accolti, non vengono richiesti, non vanno a buon fine proprio perché non c'è una richiesta così forte, diciamo, ecco, esplicita di credito. È ovvio che poi chi chiede credito deve avere anche il merito creditizio, deve avere i requisiti per poter accedere al credito. Le prospettive per il 2026 sono comunque buone. Sono ottimista perché ho visto segni di ripresa della produzione industriale, il calo che ormai si protraeva da 30 mesi non poteva continuare così tanto, si sono svuotate le filiere che adesso si stanno riempiendo, secondo me sta ripartendo molto lentamente in modo ancora un po' incerto tutto il ciclo economico. Arrivasse alla fine della guerra in Ucraina io credo che ci sarebbe un momento di slancio straordinario sia a livello europeo ma anche mondiale. Confapi intanto ha presentato la nuova sinergia con Usarci Ara, l'associazione di categoria degli agenti di commercio. Beneficia ai nostri iscritti, gli agenti di commercio, perché ci permetterà di fare squadra, fare sistema con gli amici di Confapi, così da poter proporre dei servizi più aggiornati, più all'avanguardia, perché gli agenti di commercio sono ditte individuali